Buonasera a tutti e ben arrivati pubblico, poi salutiamo in modo particolare anche i nostri ospiti. Una serata importante questa sera. Parliamo di un tema di cui sentiamo parlare spessissimo, a volte in maniera anche superficiale, a volte non appropriata, è il tema della disuguaglianza. Leggevo un rapporto della ONG britannica Oxfam che portava dei dati: 42 ricconi possiedono più di quello che hanno 3,7 miliardi di persone. Ogni 2 giorni uno diventa miliardario. L'1% di più ricchi ha preso in un anno, accumulato più dell'82% della ricchezza. Ecco, questa rappresentazione con dati sintetici, potremmo dire come nei convegni si presentano delle slide, non è esattamente quello che piace al nostro relatore. Chi avrà modo di vedere, di leggere anche questo testo, si renderà conto che l'autore non ama le semplificazioni, è un autore che ama soprattutto andare nel particolare, e il titolo stesso, quando dice nel paese dei diseguali e poi noi e la giustizia sociale, ci dà già l'idea del taglio e dell'impronta che il nostro autore intende dare a questo tema. L'autore è abituato a trattare e conosce anche molto bene la nostra realtà economica, le piccole e medie imprese, il nord-est, partite IVA, è uno che è abituato a entrare nei problemi e quindi è abituato sostanzialmente a parlare di persone. Nel libro, che sono tutta una serie di piccoli capitoli, qualcuno ha definito anche delle storielle, lui affronta tematiche di dualismo e di diseguaglianza che riguardano in modo particolare le donne, nord e sud, gli immigrati, il problema della disuguaglianza nella formazione, i cinesi di Prato come i cinesi di Milano, ma all'interno inserisce anche una piccola riflessione sulla Cina, parla dei giovani, parla dei cosiddetti net, e in modo particolare all'inizio c'è un capitoletto che è straziante, ma allo stesso tempo sì, allarmante, straziante, un tema di cui nessuno parla ed è il problema della disuguaglianza dei minori, questi bambini. Cioè, l'Italia, uno dei paesi industriali più sviluppati, ha una presenza enorme di povertà in quest'area. Nell'introduzione l'autore si pone una domanda, l'ho scritta perché è una domanda secondo me cruciale. Si chiede se la crisi delle democrazie occidentali e la crisi della rappresentanza e della partecipazione non debba trovare una sua ragione d'essere all'interno di questo sentirsi diseguali. È una domanda a cui altri soggetti dovrebbero rispondere cercando di affrontare le problematiche illustrate nel libro. Quei soggetti politici che dovrebbero dare le risposte, anche se difficili, come dice nell'ultima parte del libro, ma è il loro compito. Ma sembra che nel dibattito politico questi soggetti siano un po' desaparecidos, in modo particolare, lui lo dice chiaramente, la sinistra, dove nel suo DNA il tema della disuguaglianza dovrebbe essere il tema più importante. Ecco, qui noi siamo quindi per capire, per conoscere, come diceva Einaudi, conoscere per poi decidere. Probabilmente nel piccolo alcune decisioni le possiamo fare, però questa sera siamo qui in modo particolare per avere uno spaccato, secondo me, inedito, inusuale e estremamente stimolante. Abbiamo qui il piacere, l'onore e l'occasione veramente grande di avere un personaggio come Dario Di Vico e lo ringrazio per la sua presenza. Credo, no, non dico che sia superfluo, ma poi non cito tutto perché lo conosciamo tutti, non solo come giornalista, ma soprattutto l'abbiamo conosciuto grazie anche a tutto quello che ha scritto, e c'è i riconoscimenti di premi sono a non finire, quindi lasceremo subito poi la parola ai nostri relatori. Lo accompagnerà in questo percorso l'altro gradito ospite, Luca Vignaga,
è già venuto a trovarci altre volte. Da tantissimo tempo si occupa del mondo che riguarda le risorse umane, ha una grandissima esperienza in questo settore, è stato anche collaboratore docente al CUA, oltre ad essere presidente di varie altre associazioni, quindi veramente un piacere anche a lui, grazie. E ci porterà la sua esperienza ovviamente, e ha scritto anche una interessante recensione perché ha richiamato i grandi sociologi e li ha messo in riferimento anche a questo libro. Bene, l'iniziativa noi abbiamo potuto... Max Weber esatto. Abbiamo, prima di dare parola poi al nostro assessore per sviluppo economico, istruzione e al bilancio, Magnani, volevo ringraziare innanzitutto il Comune per il patrocinio, la disponibilità della sala, il nostro sponsor, la ditta Zordan, che ha due caratteristiche positive. Uno è un'azienda locale inserita e nello stesso tempo anche una piccola multinazionale, quindi ha due caratteristiche. Uno è una big corporation, quindi ha un'attenzione particolare nei confronti dei temi anche che vengono in parte affrontati nel libro, e poi all'interno del libro, quando si parla di imprese, diciamo, io identifico come uno del 20% di quelle imprese lepri di cui parlava l'autore, quindi un grazie anche a questa azienda che ci sostiene. In fondo alla sala, come al solito, avete visto c'è un punto vendita, chi fosse interessato a acquistare il libro, chi non l'avesse fatto fosse interessato a essere informato di queste nostre iniziative, può lasciare la propria mail, sarà nostra cura poi informarli. Ecco, penso di aver detto tutto, do la parola all'assessore e buona serata. Buonasera, assessore che arriva questa volta con dei fogli scritti, che non è nelle mie abitudini. Avevo preparato un bell'intervento, ma ho deciso che lo taglio, ma non perché non sia più bello, ma perché Eliseo ha detto molte delle cose che in qualche maniera mi sarebbe piaciuto dire, ma l'importante è dirle alla fine, no? Io sono contenta di essere qui, di poter portare a tutti voi i saluti dell'amministrazione comunale in una serata in cui si dibatte di un tema, la disuguaglianza e la povertà, che io credo mai sia dibattuto a sufficienza. E nel chiedermi quale poteva essere un contributo da dare, porto le parole di qualcun altro, in questo caso, poi vi dirò di chi, parlando di un tema che a me piace come tema di riflessione, soprattutto se affrontato e vissuto fuori dai parametri normali. Visto che l'autore nel libro in vari momenti fa riferimento, parlo del PIL, e leggo una cosa detta 50 anni fa da Robert Kennedy, in un famosissimo discorso tenuto all'università, discorso nel quale Robert Kennedy parlava, anche se in maniera indiretta, di quanto il PIL misuri poco i parametri importanti in alcuni momenti della vita di un paese. Un discorso che secondo me è assolutamente illuminante anche alla luce di quello che il nostro autore dice nel suo libro. Non troveremo mai un fine per l'organizzazione dello Stato né una personale soddisfazione nel mero perseguimento del benessere economico, nell'ammassare senza fine beni terreni. Non possiamo misurare quello che ci sta succedendo sulla base dell'indice Dow Jones, né i successi del Paese sulla base del prodotto interno lordo. Il PIL comprende anche l'inquinamento dell'aria e la pubblicità delle sigarette e le ambulanze per sgomberare le nostre autostrade dalle carneficine del fine settimana. Il PIL mette nel conto le serrature speciali per le porte delle nostre case e le prigioni per coloro che cercano di forzarle.
Comprende programmi televisivi che valorizzano la violenza per vendere prodotti violenti ai nostri bambini. Cresce con la produzione di veleni mortali per noi e per il pianeta, missili e testate nucleari. Comprende anche la ricerca per migliorare la disseminazione della peste bubonica e altre malattie. Si accresce con gli equipaggiamenti che l'esercito e la polizia usano e aumenta quando cerchiamo di ricostruire i bassifondi. Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione e della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia o la solidità dei valori familiari, l'intelligenza del nostro dibattere o l'onestà dei nostri dipendenti pubblici o dei nostri politici. Non tiene conto né della giustizia dei nostri tribunali né dell'equità dei rapporti tra di noi. Il PIL non misura né la nostra arguzia e nemmeno il nostro coraggio, né la nostra conoscenza, né la nostra compassione, né la devozione al nostro paese. Misura tutto in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Questo discorso, fatto nel 68, 50 anni fa, ci ricorda che nel 68 l'Italia, come parte dell'Europa, visse una stagione assolutamente importante e che i figli di quel 68, in fin dei conti, sono stati i primi laureati che venivano anche da famiglie e da ceti sociali che non erano più quelli di una volta, quindi una serie di contraddizioni che possiamo leggere ancora come assolutamente attuali. E dicendo questo io ringrazio per questa bellissima opportunità Guansinetta che sempre regala alla città di Valdagno e a tutti quelli che vogliono cogliere queste opportunità, ci regala la possibilità di riflettere su tematiche che sempre sono importanti e mai sono portate alla nostra conoscenza in modo banale, quindi un grazie di cuore da parte dell'amministrazione comunale e a voi una buona serata. L'introduzione l'hanno fatta, quindi io vado velocemente a interrogarti, a spulciarti. Questo è un libro sicuramente da periscopio, perché attraverso una serie di elementi, di fatti e di dati, proprio perché, come diceva prima Eliseo Fioraso, Dario Di Vico non ama le valutazioni estemporanee, ma vuole toccarle con mano attraverso fatti e dati, e da questo punto di vista rischia di essere un giornalista atipico oggi nel panorama nazionale. In questo periscopio affronta e osserva su 3 macro temi, persone, generazioni e geografie, 3 situazioni diverse che fanno emergere non un'Italia unica, e questo forse lo sapevamo, non solo un nord, non solo un centro, non solo un sud, ma più nord, più centri, più sud. E dentro a questi nord, a questi centri, a questi sud, molte diseguaglianze, molto diversificate, molto differenziate, mi verrebbe da dire. Prima si citava il tema del PIL, tu lo affronti alla fine, dici chiaramente, non è una questione di PIL, non è una questione di PIL, ed è per questo che a me veniva l'accostamento con economia e società di Max Weber, perché non è una questione solo di economia, anche se dai una traccia certa, se non è una questione di PIL, è stata una questione di globalizzazione, è stata una questione di terza via che ha mancato il suo successo, nel senso che dopo l'apertura clintoniana, blairiana della fine degli anni 90, il WTO in cui la Cina entra nel 2001, l'apertura dei paesi dell'est, del farista, e a questo punto uno spostamento economico dell'asse dall'America agli Stati Uniti, l'Europa alla Cina, e
la creazione invece in queste realtà, Europa e Stati Uniti, di una diseguaglianza che produce oggi il trumpismo, che produce Brexit e via dicendo. Detto questo, quali sono secondo te i fatti che più ti hanno colpito in questa analisi per dire che questa Italia è differenziata nei nord, nei centri, nei sud e ha delle diseguaglianze che non sono colmabili con l'economia, che non sono colmabili con un PIL a 1,5, 1,6 o a 2%, e quindi è una questione molto più complessa? E allora, poi ringrazio alla fine di tutto, ma la questione è un po' questa. Io penso che se voi pensate nella nostra cultura nazionale, l'apporto del pensiero economico è tutto sommato una conquista recente. Io sottolineo conquista, nel senso che rispetto all'imprinting classico della cultura italiana, il pensiero economico, cioè introdurre la variabile economica nella riflessione sull'evoluzione di un paese, è tutto sommato un fatto recente. Io devo dire che nel bene e nel male il mio giornale è stato protagonista di questa immissione robusta, diciamo, di cultura economica. Questa dentro uno stampo che invece era prevalentemente di carattere umanistico e così via. Quando noi oggi diciamo che le università faticano a ragionare, le università come soggetti, non come facoltà, a ragionare in termini economici, in fondo diciamo che ancora c'è una vecchia distanza, insomma. Allora gli economisti hanno fatto questo lavoro e a un certo punto hanno fatto questo lavoro, hanno apportato anche una modernizzazione, per esempio hanno introdotto tutta una serie di cose che noi prima non eravamo abituati a usare, i raffronti con gli altri paesi. Oggi, se io dico che ho il singhiozzo, qualcuno mi dice il singhiozzo in Spagna è il 33%, cioè vuol dire siamo abituati a fare i raffronti su qualsiasi cosa. È un'acquisizione tutto sommato recente, badate, non è così, diciamo, non affonda così le radici, perché anzi, se pensate, la sinistra, che ha avuto una forte egemonia sull'intellettualità italiana per molto tempo, sosteneva sempre l'anomalia italiana, no? Cioè non si può, no? Dice il paragone non si può. Ecco, il pensiero economico ha introdotto invece il paragone, poi certo quello col processo di europeizzazione è andato avanti e così via. Per farla breve, gli economisti hanno avuto questa grande capacità e a un certo momento hanno goduto troppo di questa loro vittoria, sono diventati arroganti. E sono diventati arroganti perché io lì scherzo sulle slide, io sono contro le slide. Alle slide preferisco i ragionamenti di Ciriaco De Mita, nel senso che, scherzo, che le slide, un ragionamento, se voi pensate anche, un ragionamento nel senso c'ha una logica, poi uno lo può contestare. Le slide è uno spezzatino di ragionamento, no? In cui si tende un po' a... tra l'altro come sono costruite le slide, uno mi presenta una slide in cui dice è così, ma è così come? Ma come l'hai costruita quella roba lì? Come faccio io a saperlo nei 12 secondi nei quali tu mi proponi quella slide come una verità assoluta? Però la semplifico. Il vero problema è che gli economisti che hanno svolto questo ruolo importantissimo nella modernizzazione della cultura italiana a un certo punto sono diventati arroganti. Hanno pensato che con le loro formule si potesse spiegare tutto. Allora io, uno dei più importanti economisti, qualche settimana fa, ho fatto questa domanda. Spiegami, Giorgio, cambio il nome, Giorgio, dimmi che cosa ne sai dell'Islam. Risposta, onestamente, zero. E dico, e allora me vuoi spiegare il mondo dove va? Ma di che? Di che cosa? Cioè, ecco, per ricollegarmi a economia e società, a un certo momento gli economisti hanno diciamo, proposto una
un'arroganza della semplificazione, di cui le slide è uno scherzo che faccio, però sono una cosa, un'arroganza della semplificazione, cercando di dire in qualche maniera che c'erano a problemi complessi soluzioni semplici. Non è così. Noi penso che via via che dovremo anche negli studi rivalutare la complessità. E uno dice la complessità, ma allora tu dici che non si... No, io dico che noi, per esempio, la religione, si pensava che la religione fosse espunta dalla modernità, cioè che la modernità, tramite la secolarizzazione, avrebbe ammazzato la religione. Non è assolutamente così, non è assolutamente così. E lo dice un non credente, badate. Quindi non è assolutamente così. Nella modernità noi dobbiamo fare i conti con religioni, anzi, molto dense, che presentano tutta una serie di problemi che non sono il tema di oggi. Però ecco, un po' dice, ma la disuguaglianza che c'entra? No, c'entra perché le multinazionali del bene, come l'Oxfam, non fanno proprio girare le balle. Nel senso che confezionano dossier sulla disuguaglianza fatti su Google, nella sostanza. Tenete presente che molta della produzione culturale di oggi viene fatta su Google, interi libri vengono fatti su Google, prendendo con dei giovani che la maggior parte del lavoro delle società di consulenza, Ernst Young, Ernst Brothers, viene fatta su Google. Un giorno vi racconto che una di queste società è venuto a propormi uno studio su un lavoro che avevano fatto loro sui distretti. Siamo andati a vedere bene e alla fine li avevano fatti su Google su degli articoli che avevo scritto io. Ma adesso non lo dico dal punto di vista della paternità, non mi interessa questo, per dire del procedimento che c'è. E allora, come dire, economia e società vuol dire che bisogna, anche per la disuguaglianza, bisogna capire le diverse. Ecco, questo è l'approccio. Il no alle slide vuol dire questo, quindi gli aspetti culturali, gli aspetti religiosi. Ed è un puzzle difficile da comporre, perché uno dice, ma allora poi che fai? E faccio il puzzle. Io fortunatamente non sono un decisore politico, mi posso limitare a fare delle fotografie, a metterle insieme. Ecco, questo è un po' lo sforzo. Dirò che uno sforzo non è stato capito tanto, e forse ho fatto anche degli errori, onestamente non è stato capito tanto come sforzo, perché poi da un libro si vogliono delle verità assolute, dove se io avessi messo il titolo Nel paese degli incazzati sarei andato molto meglio. Siccome però non mi interessa, non ho niente da fare, perché diciamo un coso sulla disuguaglianza dovevi ragionare, e no, la disuguaglianza che devo ragionare. Se c'è la disuguaglianza mi incazzo, non devo ragionare. È un fenomeno nel quale, è un imbuto nel quale vanno a coinvolgere più cose, e quindi proviamo a scinderle. E allora l'elemento fondamentale è questo, che se voi ci pensate, nel Novecento, meraviglioso per chi ci è nato e così via, la disuguaglianza principale che cos'era? La differenza capitale-lavoro. Questa era la disuguaglianza, no? Sostanzialmente era questa la disuguaglianza. È stata lavorata, manipolata, nel senso, dalla sinistra in una maniera fantastica. Cioè sulla disuguaglianza è nata, come dire, sono nati partiti, sono nati stati, cioè voglio dire, è nata una narrazione eccezionale, siccome si parlava dell'ottobre, perché è eccezionale. La disuguaglianza è stata la materia prima della sinistra del Novecento, che ha permesso alla sinistra del Novecento di ottenere risultati importantissimi. La disuguaglianza è alla base anche della lavorazione che ne ha fatto l'Unione Sovietica. La disuguaglianza ha permesso una supremazia in campo intellettuale in Italia. Nel secolo nuovo la disuguaglianza è contendibile. Cioè, mentre una volta la disuguaglianza era appannaggio, era lavorata dalla sinistra, oggi è sorto un competitor, uno che la disuguaglianza riesce a lavorarla meglio, in virtù di che cosa? Certo dell'esaurimento di un filone, ma anche di 1000 novità che semplifichiamo come globalizzazione. Ed è il populismo. In fondo il populismo su che cosa si basa? Si basa proprio sulla una lavorazione della disuguaglianza e il fatto che la disuguaglianza è diventata contendibile, non è più appannaggio di. Adesso banalmente, quando si dice che gli operai, il PD è il quarto partito tra gli operai, quarto. No, adesso è una cosa, sondaggi per carità, de minimis, però è significativo da questo punto di vista. Ecco, allora la disuguaglianza
la disuguaglianza non è, siccome i populisti la lavorano in una maniera fantastica, perché si è detto che del 68, ma il 68 che ha prodotto grandi menti, ha preso il 4%, mi sembra, tutte le organizzazioni del 68, 4-5%, questi viaggiano a 25 ciccia, e quindi insomma evidentemente c'è una lavorazione fantastica. Questo è il tema del momento, anche perché questa lavorazione non è fine a se stessa, non è che il populismo lavora la disuguaglianza in uno sgabuzzino separato, perché se no, per carità, quella lavorazione incide sugli equilibri politici e forse sulla stessa credibilità della democrazia. Cioè, quindi capite, se io prendo la disuguaglianza così, non posso poi risolverla con l'indice di Gini, che poi vi dico che cos'è, che no, perché la disuguaglianza per me è tutta questa cosa qui, cioè è un elemento che lavorato dà luogo a maggioranze politiche, a sommovimenti delle società occidentali, e noi abbiamo questa cosa qui oggi di fronte, no? Perché stiamo vivendo, noi italiani, il primo shock populista, no? Stiamo vivendo il primo shock populista e dentro questo shock populista comunque c'è una lavorazione sopraffina fatta da un comico, lo so, che ci posso fare, non è un letterato o un drammaturgo, però fatta da un comico è una lavorazione sopraffina che addirittura mette in discussione sistemi politici e non la democrazia in quanto istituzioni, ma certo la credibilità generale del sistema democratico. Ecco, questo sta avvenendo intorno alla disuguaglianza, per cui 1,99 è una cosa degli Stati Uniti, perché poi c'è tutta questa, poi ci arriveremo a questo. Ecco, io la prendo così, è un tema complesso, certo che è un tema complesso, però è interessante prenderlo così in economia e società. Non so se ho risposto, ma... mi viene in mente, adesso sta uscendo anche in Italia... Io non ho solo il microfono. Sì. Un libro di Mishra, L'età della rabbia, e il quale dice che il populismo di fatto non nasce negli Stati Uniti o in Europa, ma nasce in India e in Cina. Quello è il primo populismo che mette in crisi poi i sistemi di fatto democratici, perché in Cina non esiste un sistema democratico. Ma per andare sul campo, ci sono nel tuo libro una serie di interessantissime analisi su alcune categorie che vanno per la maggiore oppure che sono del Novecento. Ad esempio, gli operai piuttosto che i NEET o i NEET. Tu ne fai una classificazione che è interessante proprio per capire cosa sta accadendo nella pancia del paese. Sì, diciamo che appunto che si è pensato che in qualche maniera il grosso tema rimane la giustizia sociale, ma se voi pensate, voi badate, cioè i vostri figli, vi capita, osservate una cosa, se vi capita una cosa, provate, allora noi tutti siamo civili, delle volte, come dire, se trovi una coda, uno tende ad aggirarla. I vostri figli guarderanno la cosa in maniera, più piccoli sono, più lo faranno, in maniera, come dire, come una forma di furbizia. Cioè la giustizia sociale non è un sentimento forte che sin da ragazzi ci si porta dietro. Ci si porta dietro, un elemento importante la giustizia sociale, è una parola d'ordine importante. Il fatto che in qualche maniera le forze politiche prevalenti abbiano distolto l'attenzione dalla giustizia sociale è un errore clamoroso. Poi ci sono i mezzi con cui si realizza la giustizia sociale. No, questo è. Però questo è un elemento importantissimo. La società poi è una società che non è più come quella del Novecento, quindi aggregabile in tanti cose. La mia tesi non lo potevo scrivere, il NEET, io ho fatto un lavoro in cui ho visto che i NEET poi non è vero che non fanno niente. Cioè i NEET adesso voglio dire, non dico, esagero un po', ma è una semplificazione ad uso dei giornali di 2 o 3 che ci hanno scritto un po' di libri, insomma, perché poi sono andato a vedere i NEET. Allora, una quota significativa di NEET fa volontariato, giusto? Fa volontariato, quindi sì, per carità, formalmente non studia e non lavora,
ma il volontariato, per la complessità che presenta, ma è un corso di formazione della Madonna, come si dice, no? Quindi, nel senso che, perché non ci sono i soldi, ci sono delle persone deboli, come mi rapporto a quelle persone deboli? Cioè, io ho un figlio a fare un corso, diciamo, di volontariato lo manderei subito, ma a prescindere dal mio aspetto valoriale, proprio come... Il vecchio servizio civile. Beh, certo, però voglio dire, oggi tenete presente che il volontariato è una roba enorme, no? Ancora lo chiamano ONG, ma come ONG? Cioè ONG perché non governamentale, ma le ONG oggi in Italia sono dei ministeri degli esteri, cioè vuol dire il volontariato è un mondo ricco. Poi allora, adesso no, io divago, un pezzo fa quello, un pezzo sta nel mondo dello sport, a vario titolo. Ecco, allora io spacco tutte le questioni, nel senso che le semplificazioni, nel caso della classe operaia mi ha aiutato Antonio Schizzerotto che dice, ma attenzione, la classe operaia non è più una, ce ne sono almeno 3. E allora quali sono queste 3 classi operaie? Adesso io rispondo, però ecco, il tentativo è sempre quello di separare le cose, di capire, di scinderle, perché scindendo le cose le si capiscono di più, si dimensionano, si vedono le differenze. Allora, la classe operaia, adesso c'è il 4.0, per cui c'è una richiesta ad una fetta di operai di essere conduttori del sistema. No? Quando gli imprenditori dicono che non trovano le persone da assumere, perché cercano delle persone che entrino in questa logica qui. E questa è una prima classe operaia che ha un futuro significativo. Il problema sarà rappresentanza, inquadramento unico, paghe, però adesso stasera lo possiamo mettere da parte. C'è una seconda classe operaia che è quella un po' più tradizionale del lavoro esecutivo. Il lavoro esecutivo è ripetuto non solo in quel giorno, ripetuto in una carriera, no? In cui ci sono gli operai tailoristi, ma per esempio io in questa cosa metto anche le cassiere, no? Le cassiere, cioè quello è un lavoro, io vedo adesso, abito sopra un supermercato, quindi li conosco tutti quelli che lavorano lì, vedo, prima le cassiere avevano 50 anni, adesso ne hanno 25 e tu ti domandi quella cassiera, quella giovane cassiera, quanto ci metterà a licenziarsi, no? Perché è chiaro se non c'è un percorso, una cosa e così via. E quindi diciamo gli operai intendiamo in senso lato, quindi c'è questa seconda cosa. Poi ci sono gli operai extracomunitari, i facchini, che è tutto un altro mondo, in cui addirittura c'è il caporalato etnico. Ecco, allora il mio metodo è un po' quello di scindere i NEET. Non ci credo, mi sembra una cosa troppo giornalistica. Allora certo c'è una parte di verità, però proviamo a scindere, andiamo a vedere che fanno questi NEET, no? Andiamo a vedere quelli che stanno veramente in casa, quelli che si muovono, e poi lo stesso per gli operai. Quindi è un piccolo metodo che, come facciamo per le imprese, dai. Il problema è che in realtà per le imprese, se noi facessimo, adesso qua ci sono tanti amici che si occupano di imprese, se facessimo una discussione, mazza, cioè il pelo non nell'uovo, no? Nel senso che siamo abituati a ragionare sulle imprese in cui approfondiamo, sì, ma quelle hanno quelle caratteristiche, ma il modello di business, ma c'è il manager o no? Perché non applichiamo questa ricchezza alla società? Io tento in qualche maniera di applicare questa ricchezza di analisi alla società. Per stare nelle imprese tu hai adottato questa formula 20-60-20, no? 20% di imprese lepri, 60% lepri è di Gubitta, esatto, stavo guardando. Diamo a Gubitta quel che è di Gubitta. Diamo al professor Gubitta quello che è di Gubitta. Gratuito. Un 60% invece che sono in movimento ma non sono così internazionali, internazionalizzate e via dicendo, e un altro 20% che è in difficoltà. In questo, l'altro giorno... Io parto però sempre da un principio, quando dico questo e lo prendo da una cosa da Confindustria, poi mi domando, ma è vero? Nel senso che mi sembra molto una slide, no? Ecco, però... E allora, nel mio lavoro è così, se mi domando, ma è vero che è proprio così? E allora quindi uno poi
scava, e questo è il divertimento del mio lavoro, fortunatissimo, è questo, no? Che uno poi ha gli strumenti, c'ha il vantaggio che telefoni e ti rispondo, ma proprio partendo dalla curiosità, anche io applico questa formula, poi cerco di dire è vera? Ecco, ma proprio su questo volevo chiederti, perché l'altro giorno tu, lunedì mi sembra, hai scritto un editoriale su un tema su cui sei più volte entrato, Ikea, e le aziende non montiane, che non vuol dire le aziende di Mario Monti, ma scusa, montiste di Mario Monti, ma le aziende che si sono occupate con eccellenza, aggiungendo del valore, ma non si sono occupate della valle, cioè del retail e via dicendo, salvo casi abbastanza unici, come adesso da una parte potrebbe essere Yux stessa, con Federico Marchetti, piuttosto con Italy e via dicendo. Ecco. Per quale motivo noi questa partita non l'abbiamo giocata più che vinta? Facciamo il gioco del marziano. Arriva un marziano in Italia e dice, prima gli raccontano, guarda che è sorta una multinazionale dell'arredo e del design, che vende in tutto il mondo le cose belle, anche le cose brutte le rifà bene, ha uno stile eccezionale, qualità, e poi vende anche il cibo. Il marziano dice, Madonna, voi italiani siete bravissimi. Dice, no, scusa marziano, l'hanno fatta gli svedesi. No, perché questa è la cosa. Noi produciamo però. Noi produciamo, certo che sì. Il marziano poi ci dice, ma chi è il manager del momento? Allora uno gli dice, Oscar Farinetti. Dice, ma perché? Chi ha fatto Oscar Farinetti? Dice, Oscar Farinetti ha creato dei supermercati in cui vende i prodotti italiani. E il marziano dice, ma ciccia, non me lo dicevate, cioè è la cosa più semplice di questo mondo. È vero che è la cosa più semplice di questo mondo, ma è anche vero che Oscar è geniale. Però noi siamo dovuti arrivare a Oscar Farinetti per avere in testa che bisognava creare dei supermercati del Made in Italy alimentare. È pazzesco se ci pensi, no? Uno dice, ma come? No, ci poteva arrivare, ma era l'ovvio, cioè l'Italia è il paese del cibo, bisogna organizzare una rete commerciale fatta bene, insomma, no? In cui uno entra in un negozio come entra da Ikea o da Italy, insomma si diverte quasi, è già, come dicono gli esperti, un'esperienza, no? Cioè, ma è semplice, no? No, noi abbiamo avuto un'idea appunto sempre che il prodotto andava fatto bene, no? Il prodotto doveva essere meraviglioso, poi si vendeva da solo. Poi abbiamo visto che poi in questo momento siamo proprio al trionfo della distribuzione con l'e-commerce, no? Che è tutta questa cosa qua. Purtroppo abbiamo fatto sì che io quando ero ragazzo, qual era il luogo in cui gli artigiani trovavano lavoro? Il negozio di ferramenta. Andavano al negozio di ferramenta, lì andava uno. Oggi è l'Leroy Merlin, cioè per dire, no? Ecco, nel senso che, perché che cosa è cambiato? È il potere del consumatore. Chi sta più vicino al consumatore sa che cosa vuole il consumatore e quindi poi gira. Ma scusate, la questione di Friuli Intagli, di che è questa cosa qua, no? Prima c'erano i distretti che nascevano e vendevano alla grande distribuzione. Adesso praticamente è la grande distribuzione che diciamo prepara e ordina un distretto. Ecco, questa cosa qui noi l'abbiamo, tra le tante, come dire, cose buone della cultura industriale italiana, questa roba qui non l'abbiamo capita per tempo. Ma frutto quel mito del piccolo e bello, tu nel libro fai due... No, ma piccolo e bello si sa tutto. Io è montismo e vallismo. Montismo e vallismo, cioè l'idea che sono decisivi i fattori a monte. I fattori a valle seguiranno. Oggi nell'economia moderna i fattori a valle sono decisivi. Cioè è il controllo del consumatore, il controllo, badate che poi il consumatore è furbo ormai, no? Cioè tutti noi siamo furbissimi, sì. Il consumatore è furbissimo e chi sta più a contatto con lui ha gli input per capire sopra che cosa devi fare, no? Tutto si sta rovesciando, ma questo non è avvenuto adesso, tant'è vero che noi non abbiamo una rete di supermercati e così via, ma non la potevano fare, tutti gli imprenditori non la potevano fare, insomma. Io devo dire, mi ricordo che alla fin fine Berlusconi
quell'idea lì di mettere insieme SME, Barilla e Ferrero nel lontano, io ero giovanissimo, per fare una rete di supermercati italiani, non era una stupidaggine. Lì c'era tutta una battaglia con De Benedetti e cose, diciamo, lotte di potere, però se uno la depura sarebbe stata una grande idea, no? Una grande idea, e non ci avrebbe fatto arrivare, per esempio l'altro giorno parlavo con quelli appunto di Intesa, che un massacro italiano è stato vendere la Parmalat a quei mascalzoncelli di Lactalis che non hanno nemmeno un bilancio, che non hanno nemmeno... Adesso Macron sta facendo una legge per obbligare Lactalis e gli altri a pubblicare il bilancio, no? Allora, delle tante cose, perché per carità io non sono sulle multinazionali, cosa, ho un atteggiamento laico, quindi tante volte l'oro piana ha problemi, prende e vende bene, che gli puoi dire? Ma l'oro piana non è un'azienda sistemica, Parmalat era un'azienda sistemica, no? Per tutti. Lo era in parte anche l'oro piana, perché aveva tutta la parte però, insomma, della materia prima, dall'Australia però, insomma, fino al negozio. Non è paragonabile a Parmalat. No. Parmalat stava sulle tecnologie del freddo, era avanti, stava nei mercati così, c'aveva un marchio fantastico che riportava alla città, ma c'aveva di tutto. Tant'è vero che Parmalat va bene, Lactalis che l'ha comprata va male. Cioè, è una cosa pazzesca, no? E io avrei fatto, ma infatti quasi negozi Parmalat, cioè è un nome così chiaro che tu dovevi fare sinonimo perfetto, sì. Sinonimo perfetto. Allora, torniamo invece un attimo indietro sulle diseguaglianze così cruente come tu racconti, ad esempio le donne di Milano e le donne di Ragusa. Mi ha colpito molto quel capitolo. Le donne di Milano che parlano più in inglese perché le multinazionali e via dicendo, le donne di Ragusa rumene, schiave del sesso dei piccoli. Ma lì c'è una storia fantastica che ho paragonato un po' tre grandi città, cioè Milano, Stoccolma e Londra, dal punto di vista delle donne. Allora, dal punto di vista dell'inserimento lavorativo delle donne, inserimento quantitativo, e ok, lì è semplice, ma anche qualitativo. E allora, ragionando con Ferrera, mi ha raccontato una vecchia storia di come nasce il modello scandinavo. Cioè, a un certo momento l'idea era quella a quel tempo di frenare l'immigrazione. E quindi la politica scandinava scelse di puntare sull'inserimento quantitativo delle donne nel mondo del lavoro, finanziando un welfare che lo rendesse possibile. Il problema è che persino in Svezia, però, l'analisi delle professioni che vengono fatte dalle donne è un'analisi delle cosiddette professioni ghetto. Ghetto è bruttissimo, però delle professioni a cosiddetta vocazione femminile, cioè scuola e sanità. Esaminando invece Milano, l'arco delle professioni che vengono fatte dalle donne a Milano è molto più largo di Stoccolma ed è molto più simile, in ritardo per carità, a Londra, cioè tutte le professioni del terziario avanzato ci sono differenze uomo-donna non colossali, e questo fa sì che questo inserimento, il caso milanese, sia un caso in cui, diciamo, si colloca sotto Londra ma sopra Stoccolma. Beh, è divertente come analisi, no? Cioè, a me divertono queste cose, spaccare i meccanismi e arrivare a queste conclusioni. Certo, poi ci sarebbe tutta una cosa interessantissima. Mentre nel caso svedese, come abbiamo detto, c'è stato un welfare che ha permesso la partecipazione al lavoro, sarà un caso, ma Milano ha una quota di single donne altissima. E questo in teoria innesca tutta un'altra riflessione per il giornalista da andare a vedere e così via, no? Però è questo il gioco, diciamo, interessante, il gioco intellettuale che si fa, per cui uno gira, fa le cose, se no appunto uno dice sono in IT, allora in IT, per esempio domani voi vedrete, c'è uscita questa cosa di Amazon, vi porto avanti di un giorno, vi faccio risparmiare i soldi dei giornali domani. È uscita questa cosa di Amazon, cioè Amazon si dice che abbia brevettato un braccialetto elettronico che praticamente portato alle mani determina il movimento che deve fare
un operaio. Allora, riavvolgiamo il nastro. La cosa sta così. Dal punto di vista dell'e-commerce, la cosa più grave è che tu devi mandare un libro a Trieste, sbagli lo scatolone e lo mandi a Bologna. Perché dal punto di vista industriale è pazzesco, perché quello ti costa 2 volte. Il libro va a Bologna e poi deve tornare da Bologna. In più il consumatore che si aspettava il libro dice questo non funziona. Quindi dal punto di vista aziendale è una cosa pessima. Però qual è la questione? Io l'ho vista questa lavorazione in Yux e in Amazon. Se tu fai per molto, anche se sei giovane, però fai per molto tempo questa mansione, cioè che prendi i libri e li infili nello scatolone, insomma, dopo un po' sbagli, non c'è niente da fare, è quasi statistica la cosa. Yux aveva inventato, si è fatto fare dall'Università di Parma un meccanismo meraviglioso, che era una tecnologia amica, cioè tu prendi il libro, lo passi, il codice a barre lo passi in un lettore e immediatamente si accende lo scatolone giusto. Fantastico. Cioè, quindi non sbagli, perché a quel punto, anche se sei stanco, si accendono le luci dello scatolone e vai lì. Perfetto, perché aiuta il lavoratore, è una tecnologia amica. Ecco. Questa roba qui, Yux io lo scrissi già su tempo, stava avanti ad Amazon. Amazon invece è andato ben oltre, perché, come dire, mette il braccialetto, quindi non è che tu solo hai l'autonomia di... C'è questo braccialetto che ha tutte le informazioni e quindi già da quando prendi il pacco ti muove in quella direzione. È chiaro che è una cosa, a parte lo statuto dei lavoratori, ma è una cosa che, diciamo, in fondo è una robotizzazione del gesto umano. Ecco, però è interessante, come ve l'ho messa, è interessante, per carità, Amazon fa un errore clamoroso e anche a livello di immagine la cosa... Però... una ratio ce l'ha. Ecco, voi leggete i giornali domani. E cui sarà che anche la Meloni ha detto che schiavi e cose. Per carità, ripeto, secondo me è un errore da 1000 punti di vista. Però, ecco, come ve l'ho raccontata, è un ragionamento, no? In cui ci sono strategie aziendali intelligenti che sviluppano la tecnologia amica e strategie aziendali che, anche per una cultura diversa, americana, quello che vuoi fanno quella cosa lì. Ecco, il divertimento è questo qua, insomma, no? Da questo punto di vista la logistica è una tua passione? Piacenza, Castelfrigo? La logistica in realtà io la conosco poco, ma vedo che non la conosce quasi nessuno, nel senso, nei giornali sicuramente no, ed è un mondo decisivo oggi, no? Ed è un mondo decisivo. Purtroppo io adesso, diciamo, conosco poco la logistica dal punto di vista ingegneristico. È più facile conoscerla dal punto di vista laburista, diciamo del lavoro, che è più semplice. E dal punto di vista del lavoro sta succedendo una cosa pazzesca. Adesso forse andiamo fuori da cosa, ma ieri per esempio io ho incontrato il presidente di un'associazione industriale nazionale, il quale, allora voi sapete che a un certo momento quando uno dice facciamo una cooperativa, una volta nel Novecento era, cioè c'era l'inno alla gioia, facciamo una cosa eroica e così via. Oggi quando uno dice facciamo una cooperativa, vuol dire che freghiamo qualcuno, giusto? Questo purtroppo è così, io l'ho detto anche agli esponenti del mondo cooperativo, purtroppo è diventata così. Facciamo una cooperativa. Quando facciamo una cooperativa, da parte di questo, significa praticamente fare a pezzi tutte le norme che esistono per ottenere il 30% di risparmio sul costo del lavoro, complessivamente. 30! È tantissimo. Io non pensavo, l'avessi detto io, dice non lo sa, me l'ha detto un presidente di un'associazione industriale, 30%. Mediamente una cooperativa riesce ad evadere, diciamo, a ridurre i costi per l'azienda del 30%. Elusione. E che metà non dà i soldi a quelli, metà non... Le ferie, metà l'IVA e compagnia bella. In più però che succede? Siccome per tenere tutto questo li devi aver fedeli quelli là,
Mi rivolgo al caporale etnico, per cui adesso non faccio della retorica così, però ci sono tutta una serie di meccanismi, a partire da un costo economico, tutta una serie di meccanismi perversi che portano fino, adesso non so, l'antimafia, forse esagerano un po', insomma, però insomma sono meccanismi perversi da questo punto di vista e non è possibile. Allora uno mi dice, io ho un problema di flessibilità, cioè il facchinaggio non è una operazione che sostenibile con i livelli di movimentazione che ho adesso ai costi attuali. Vabbè, uno si siede e ragiona, hai bisogno di quote di flessibilità, ragioniamo come fare, no? Vediamo come fare. Però il ricorso alle cooperative è questo. Purtroppo, essendo la logistica decisiva e diventando in questo modo una filiera in parte malata, non vedo niente di proprio buono. perché è un pezzo così decisivo nel processo distributivo, nella supply chain, come si suol dire. Ma non è così rischioso, voglio dire, mettere questo processo decisivo ad una situazione che è tra l'altro su Piacenza esplosiva. Cioè, io se fossi un imprenditore... Io Luca mi sono fatto un'idea. Ci penserei. Adesso non so se è troppo tecnico la cosa. Noi siamo tutti, diciamo almeno persone che conosco qui, siamo tutti innamorati delle filiere, giusto? Perché non esiste più il luogo centrale della produzione, che convenzionalmente chiamiamo fabbrica, però il luogo che centralizza tutti gli aspetti, ma abbiamo avuto le filiere, cioè praticamente quel processo produttivo si è distribuito nel territorio, ben oltre i vecchi distretti, no? Allora è come, diciamo, una linea ferroviaria, prendete tutte le stazioni, l'acquisizione in termini di cultura industriale delle filiere, qual è stata? Che ogni stazione deve essere competitiva di per sé, non per il risultato finale, no? E quindi, mentre prima ogni stazione si accomodava alle scelte del committente, adesso ogni stazione compete nel mercato. È il vero successo di Ikea, questo breakdown dei costi. Perfetto. Tutto questo va bene. Io ho l'impressione che però di fatto si sta generando una questione, che uno dice alcune stazioni di questa filiera creano valore e quindi io ci spendo. In alcune stazioni sa che c'è risparmio. Ho l'impressione, capisci, che si sta, nessuno lo teorizza, non lo troverai in nessun testo di intervento in un'associazione industriale, però ho l'impressione che si stia ragionando così, cioè la filiera può andare dall'architetto fino al facchino, no? Giustamente. Allora io so che ci sono alcune fasi che fanno la differenza e li spendo. Nelle fasi che non fanno la differenza, sai che c'è? Sì, ma si creano lì queste profonde diseguaglianze che sono dei canyon e prima o dopo, ribadisco, ti scoppiano. Ma io ho avuto un'altra idea lì. La denuncia all'antitrust, cioè che le cooperative, proprio perché realizzano questa forma di concorrenza, no? Potrebbero essere denunciate all'antitrust perché sono una forma di concorrenza sleale. Ora non mi attendo che l'antitrust è simbolicamente, però sarebbe un pronunciamento dell'antitrust sarebbe importante perché fa breccia nel mondo imprenditoriale, perché adesso quella questione non la si risolve in campo sindacale, la risolve se l'impresa ragiona che quel pezzo di filiera è malata, produce anche delle cose gravi dal punto di vista criminalità, caporalato etnico, tra l'altro, come dire, crea un fossato con i lavoratori stranieri che un giorno o l'altro paghi, no? Non è, poi lì il conto è sempre aperto, quindi non è che è così che stiamo parlando di cose tranquille. Quindi secondo me la denuncia all'antitrust, mi sta venendo quest'idea, ho consultato un po', forse potrebbe dare un segnale agli imprenditori, perché l'antitrust, la denuncia sarebbe per concorrenza sleale, quindi l'imprenditore che usa il caporalato ti frega. Questo è importante, è un passaggio diverso, perché nella battaglia col caporalato è sempre, come dire, valori contro business, no? Mentre portare la contraddizione dentro il mondo del business e dire praticamente chi usa quella roba lì fa male a te, imprenditore sano. Lui lo sa, però poi non si muove nell'associazione industriale per dire mettiamo fuori legge, perché le false cooperative, si potrebbe dire, sono fuori legge,
basta, le chiudo, punto. Ovviamente l'azienda dice, vabbè, se le chiudi io non do lavoro, e quindi... Ma se ci fosse una denuncia dell'antitrust, secondo me è interessante dal punto di vista simbolico, perché pone un problema agli imprenditori. Noi negli ultimi Stiamo 5 andando a cosa, abbiamo avuto... dico anche gli ultimi film che ho visto. Abbiamo avuto negli ultimi 5 anni 3, chiamiamole così, riforme del lavoro, dirette o indirette, o di regolamentazione sul lavoro. Cioè la riforma Fornero sulle pensioni è una riforma sul lavoro, nel senso che allungando lo spazio lavorativo da una parte, la riforma sui contratti a termine, cioè i 3 anni, e poi il Jobs Act, dove lì ci sono 2 anime, l'anima della eliminazione dell'articolo 18 e poi l'anima delle politiche attive, che più o meno partite, poco partite. Ora, da persona che si occupa di queste cose, io ho detto, insomma, dopo soprattutto il Jobs Act è evidente che avremo un'infornata importante e costante di lavoratori a tempo indeterminato, perché abbiamo tolto il totem. Invece Istat ha certificato l'altro giorno, ieri mi sembra, che sì, stiamo con il passo giusto nel diminuire la disoccupazione, 10,8, quindi scendiamo sotto gli 11, anche la disoccupazione dei giovani sta scendendo, però i contratti a tempo determinato stanno crescendo. È vero che sul 2018 ci sono dei nuovi incentivi, ed è anche vero che noi, dobbiamo ricordarci, abbiamo eliminato i voucher l'anno scorso, quindi c'è un travaso. Però ecco, io non riesco da operatore a capire perché non vi sia questa opportunità cioè non vi sia lo sfruttamento dell'opportunità del nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, nel momento in cui andiamo a dire, tra l'altro, che le nostre fabbriche sono Industry 4.0, sono intelligenti, quindi abbiamo bisogno di know-how dentro. Tu che idea ti sei fatta? Allora, facciamo un passo indietro. Scusami, aggiungo poi Veneto Lavoro la settimana scorsa. Allora, facciamo un passo indietro, sì, l'hai visto, l'ho letto subito. Facciamo un passo indietro. Il Jobs Act chiama un doppio scambio, cioè dice agli imprenditori 2 cose. Io tolgo l'articolo 18 e quindi vi rendo più semplice l'uscita, in cambio voi assumete. Poi dice un'altra cosa, non il Jobs Act, perché i provvedimenti sono 2, sono il Jobs Act, che è una modifica della legislazione del lavoro, e gli incentivi che viaggiano con un altro camion, con la legge di stabilità. Sono 2 cose diverse. Oggi quando si parla di incentivi di Jobs Act li si mette insieme, ma sono 2 cose diverse, perché questa rimane e modifica la legislazione del lavoro, quest'altra è una scelta temporanea. Allora, chi fa il Jobs Act dice, noi facciamo uno scambio, tu mi assumi di più e io ti do degli incentivi generosi, ti do degli incentivi. Questo scambio ha funzionato? Per un periodo di tempo sì, ha funzionato. Nel senso che per un periodo di tempo gli imprenditori, poi alcuni magari hanno aspettato ad assumere che entrassero gli incentivi, altri hanno li anticipati prima che finissero, insomma, questo è day by day. Però in sostanza lo scambio ha funzionato, io ti do degli incentivi e tu assumi. A un certo punto sono finiti gli incentivi e questo è il mercato, e il mercato del lavoro ha reagito in che modo? Cioè il mercato del lavoro, che poi sono la somma delle scelte delle imprese, è che quindi io, dato che non ci sono più gli incentivi, non faccio più le tutele crescenti, ma vado in una direzione che è quella di aumentare i contratti a termine, cosa che non è stata mai scritta da nessuna parte, ce ne siamo accorti via via, ha cominciato Boeri a dirlo, no? E dice il gufo anche, ma e poi via via abbiamo visto che i contratti a termine diventavano la modalità prevalente. Allora facciamoci delle domande. Perché
perché si ricorre al contratto a termine? Allora, perché non è più vantaggiosa la tutela crescente se non c'è incentivo. Prima risposta. Seconda risposta, alcuni imprenditori dicono: noi non abbiamo un ciclo economico così programmabile. A uno ho detto: ma programmabile 3 anni? Ma te 3 anni oggi sono un secolo, cioè 3 anni del 2000 sono un secolo del Novecento. Quindi la risposta è, come dire, io non posso modificare la pianta organica perché 3 anni è un tempo lungo, quindi mi tutelo con contratti più semplici. Terza risposta è: tu non sai i giovani che mi arrivano. Cioè, quindi diciamo, sono risposte differenti, sono risposte di persone serie, quindi le prendo seriamente, però diciamo la somma di questi dubbi ha generato i contratti a termine. Adesso ci sarà la prova del 9, perché con la legge di stabilità nuova sono tornati gli incentivi, sono con una platea più ristretta, quantitativamente sono molto meno, però sarà interessante, adesso è presto perché 1° febbraio, un mese, capire se si ripropone un nuovo scambio oppure, come dice qualcuno, c'è stato un cambio strutturale del mercato del lavoro. Allora, è paradossale, ma in questo ragionamento il Jobs Act diventa troppo di sinistra rispetto al mercato del lavoro, non troppo di destra. Nel senso che il Jobs Act tenta di stabilizzare laddove il mercato invece chiede flessibilità. Questi sono, per esempio, le persone delle agenzie private del lavoro fanno questi ragionamenti, addirittura prefigurando nel futuro un ruolo delle agenzie del lavoro che vada al di là della tradizionale somministrazione, ma quasi come soggetti di questa flessibilità. Perché? Adesso è un po' tecnico, però è interessante, non so se avverrà, però è interessante il ragionamento che c'è dietro, perché l'agenzia li assume, cioè mentre la flessibilità oggi, adesso ti dico a te delle cose, appunto, vendere vasi a Samo, ma la flessibilità è che io non me lo tengo tutto il tempo, no? Ma lo tengo meno tempo, poi se ho bisogno gli faccio il contratto e così via. Le agenzie potrebbero fare il meccanismo differente. Loro li assumono. La flessibilità diventa che li spostano. Ecco, ma adesso non so se succederà, però è interessante questo ragionamento perché chi sostiene questa tesi sostiene che c'è stato via via per ricordiamo una cosa, noi stiamo nell'economia dopo crisi, stiamo in un paese che non conosciamo, no, non conosciamo ancora, no, quindi lo conosciamo via via, come delle persone che stanno in una stanza buia via via, e anche gli imprenditori lo conoscono via via, per cui le sorprese sono all'ordine del giorno, negative e positive. Allora, sull'occupazione in questa stanza buia ancora non sappiamo tanto. Ripeto, quegli incentivi del Jobs Act molto generosi ci hanno illuso che fosse semplice quadrare il cerchio. Purtroppo non è così semplice e questo problema ce lo troveremo davanti sicuramente. Adesso aspettiamo i dati del 18, perché se i dati del 18 significano che basta mettere incentivi per rifare fluire l'occupazione, allora uno dice vabbè, il problema è ridurre il costo del lavoro strutturalmente e così via. Se ha ragione chi dice che è una modifica strutturale del mercato del lavoro, bisognerà ragionare. Il lavoro di Veneto Lavoro, scusate, il carotaggio si dice, diciamo un esperimento limitato, dice che forse con l'aumento forte della stagionalità c'è una modifica strutturale. Però è vero che è molto influenzato dal Veneto, dal periodo turistico e quindi ci vuole qualche cosa di più sostanzioso per emettere un giudizio. Torno invece su Milano. In questi giorni sta uscendo il libro di Giuseppe Sala, no? Che sta ponendo ancor più al centro dell'Italia, ma non solo, Milano. Tu sei un profondo conoscitore, come si diceva all'inizio, del Nord-Est, delle diverse anime del Nord-Est, posto che si possa parlare ancora di Nord-Est e via dicendo. È evidente però, al di là di quello che tu scrivi e di quello che si vede, nel frequentare Milano è evidente
che lì c'è la scala della rappresentazione italiana verso l'Europa e il resto, la dico in modo molto duro, c'è il contado. Cioè l'impressione è che ci sia sempre più una differenza come quella che si è riscontrata, tra l'altro anche nel referendum sull'autonomia, nella Brexit a Londra. Cioè i Londoners acculturati, ricchi, una città in movimento, dove ad esempio la stessa gig economy, l'economia dei lavoretti, a Milano, lo dici tu, e la sharing economy sta producendo cetimedizzazione, sta creando un ceto medio, e a me è successo una sera a Milano con alcuni amici di Milano che sono qua, sono in un sushi, in un ristorante sushi. Cose che si possono dire. Sì, normalissimo, non frequentato alla sera, perché in zona economica, no? E quindi frequentato a mezzogiorno. Mi accorgo, c'è il proprietario, entra dentro probabilmente un colombiano, un sudamericano, e il proprietario gli dice: ascolta, ma evidentemente si è accorto che questo qua era sveglio e faceva il delivery, lavorava per Fodora, lavorava quindi per portare i pasti in giro per Milano. Tra l'altro questo piccolo ristorante ha trovato una sua nuova fonte di reddito proprio perché alla sera non era zona frequentata. Questo gli dice: ascolta, ma non puoi venire a lavorare da me? E il colombiano gli dice: sì, io vengo via da Fodora, ma io guadagno al mese tra 2.500 e 3.000 euro. Questo lo guarda, gli dice: netti. Dice: beh no, forse io non riesco a garantirti ancora questa cifra. Insomma, cioè 2.500-3.000 euro netti al mese, sì, sarai anche in partita IVA, è vero, però comincia a essere una cifra interessante. Qui non stiamo di fronte allo studente che... Il colombiano è Maradona, però, Cioè... evidentemente... No, cioè uno bravissimo, del Maradona del delivery. Evidentemente lo fa per 10 ore al giorno. Scherzo. No, però ecco, questo mi ha colpito molto, e quando l'ho ritrovato, quando tu dici, sì, sulla sharing economy, anche lì si sta creando, ecco. Cioè a Milano, per ritornare su Milano, c'è, per esempio, la distribuzione, il delivery del cibo nelle nostre zone non c'è, ma neanche a Padova, neanche a Verona, cioè, neanche in città universitarie. Oggi c'è a Milano e un po' a Torino e qualcosina a Bologna. Ecco, però Milano sta creando, ritorniamo da dove sono partito, una distanza anche quando tu dici nel libro il lavoro deve trovare nuove forme, nuove creatività, nuovi spazi, nuovi job. Ecco. Questa distanza ho l'impressione che sia veramente sempre più rilevante. Tu come la vedi? Allora, proviamo ad appendere a un chiodo tutta questa discussione. Il chiodo qual è? Le trasformazioni dell'economia del post-crisi. Allora, diciamola così, nell'economia del post-crisi le città contano molto più di prima. Questo è diciamo, se no non capiamo. Le città contano molto più di prima nell'attrarre, nel governare i flussi e così via. Allora, io infatti la questione che non riesco delle volte con diversi interlocutori a riuscire a mettere, anzi qui l'abbiamo discussa nei festival, quindi c'è più, ma per esempio a Torino non si riesce a discutere, che Milano va inserita nella regione A4, cioè uno la deve vedere così, nel senso che i flussi di questa regione A4 sono una delle novità fondamentali dell'economia post-crisi, cioè appena c'è stata un po' di ripresa sono schizzati su i flussi di merci e di persone. Guardate, i treni sono pieni i treni, perché è successa questa cosa qua. Ad onta di tutte le discussioni, la gomma ha stravinto sulle merci, mentre il treno ha recuperato sulle persone.
Se poi andate a vedere i numeri assoluti ancora ci si muove, le persone si muovono molto in auto, anche i pendolari giornalieri, però il treno ha recuperato moltissimo. In più, sorpresa delle sorprese, dopo tutti i discorsi che le aziende volevano fare le riunioni in elettronico, lì come si dice, c'è un termine. Vabbè, lo smart working. No, le riunioni che, cioè, invece di andare Videoconference. Videoconference, le videoconference non le vuol fare nessuno. La gente su Facebook conosce i suoi vecchi amici di università, poi li vuole andare ad incontrare. Cioè, mentre si diceva che la tecnologia avrebbe ucciso gli spostamenti, è successo il contrario. Li ha moltiplicati. Se voi vedete l'alta velocità, io scherzo, non sono, sull'alta velocità si comincia a sentire delle volte quell'odore che si sentiva sui treni, cioè l'odore di cibo, no? Che una volta sull'alta velocità non si sentiva. No, adesso si comincia a sentire nei treni dell'alta velocità l'odore di cibo, vuol dire che si è democratizzata. Dai, mettiamola così, scherzando. No, i salottini sono per i manager, però voglio dire è piena allora in questa cosa qui collochiamo Milano, perché se no diventa, come dire, c'è il mio amico Viesti che sta facendo in Puglia, sta facendo una campagna contro Milano, è in questo senso Milano, e in questo senso Milano può essere un moltiplicatore, perché se no diventa una contrapposizione città-contado. Secondo me il fatto di avere la finestra Milano sul mondo è un'occasione, un moltiplicatore. Io scherzo sempre dicendo che quando c'è stata la crisi sono andati tutti i rappresentanti del nord sono andati da Nostro Signore, e allora i piemontesi gli hanno detto: noi vogliamo un modello di sviluppo per il Piemonte. I milanesi e i lombardi hanno detto: noi vogliamo un modello di sviluppo per i lombardi. Il nord-est ha detto: noi, il Nostro Signore, vogliamo un modello di sviluppo. Il Nostro Signore ha detto: guardate, se ve ne do uno, ringraziate. No, adesso a barzelletta, ma è così, nel senso che come si fa a pensare, i piemontesi sono tremendi, come si fa a pensare che in un'economia così veloce e selettiva ci possono essere addirittura 3 modelli di sviluppo diversi in una cosa che per i cinesi è uno sputo. Un quartiere. Cioè, capite che è un'assurdità? È un'assurdità che però non si riesce. Poi ci sono i confini amministrativi che non hanno senso, le regioni non ha senso, cioè Novara vota col Piemonte, vengono tutti a Milano, Piacenza vota con le... Adesso dico banalmente, insomma, no. Quindi va presa così Milano la questione. Io adesso non ho letto ancora Sala, spero che la prenda così, perché così, tra l'altro, non è divisiva, che non è una questione di poco conto, no? Non è divisiva, ma è un moltiplicatore, perché Milano è, come dire, è una città globale, quindi ha delle occasioni. Queste occasioni possono essere condivise e addirittura essere un moltiplicatore del retroterra? Io spero proprio di sì. Bisognerebbe lavorare per questo. Adesso, una volta con Filiberto abbiamo pubblicato, ma tanti anni fa, un libretto che diceva Milano Nord-Est, la troppa distanza. No? Quindi la questione è che c'è un solo modello di sviluppo per il Nord, e questo modello di sviluppo deve integrare. Io quando sento i torinesi che vogliono fare la città della salute, mi viene a ridere. Ma come fate la città della salute? Già, ma dove? Ancora non sanno dove. Quindi già questo mi viene da ridere. Ma ci avete presente l'offerta di salute milanese? No, ditemi una cosa. E ha senso secondo voi creare un replay lì vicino? No, specializziamo casomai, ragioniamo. Ma cosa servirebbe per arrivare a questo? Perché se lasciamo allo spontaneismo, voglio dire... La consapevolezza delle elite in senso lato, anche voi siete elite, cioè delle persone che si pongono il problema, no? Cioè quelle che non se lo pongono, delle persone che si pongono il problema e quindi affrontano questa cosa. Purtroppo è faticosissimo, ripeto, perché le regioni sono così,
io anche con Gori fatico a fare questo ragionamento, no? Perché lui mi dice, ma no, io devo pigliare i voti per la Lombardia, ma li prendi anche dicendo questa cosa qua, secondo me, poi fai tu, non sono il più adatto. Però, quindi, ma perché adesso la battutina del nostro signore, è una stupidaggine, però ci sta, no? Ma è buon senso, ma com'è possibile una cosa di questo tipo? Com'è possibile? Com'è possibile? Poi è chiaro che nell'economia moderna non è che la crescita si spalma come la Nutella sul pane, omogenea, no? Ci sono situazioni diverse, che ne so, il Vercellese o l'Alessandrino sono dei posti che non partono, e non partono, insomma, voglio dire, insomma, in genere ci sono sulle riviste internazionali sempre quei servizi li chiamano left behind, quelli che sono rimasti indietro, no? E ci sono così, negli Stati Uniti c'è tutta una letteratura che prima quel posto stava indietro, poi è andato avanti e così via. Da noi non sarà così, però nemmeno dobbiamo pensare che si spalma tutto perfettamente, e i giovani di Alessandria muoveranno il sedere e andranno, non so, a Torino o a Milano, insomma non mi sembra un grosso dramma in tempo di globalizzazione, però è che concettualmente purtroppo non c'è una classe dirigente che la pensa, che ce l'ha così, non ce l'hanno tutti gli industriali, qualcuno sì, non ce l'hanno. Mi sembra che Confindustria su questo non stia facendo un tema importante. Confindustria è in vacanza, mi hanno detto, no, non è tornato dalle ferie. È perché siamo sotto elezioni, dai. Non è tornato dalle ferie. È nata in fabbrica a fare un patto che non gli riesce. Sì, appunto. Capite questo. Ora poi uno mi dice, vabbè, ma questa è una formula, come si fa il moltiplicatore? E poi ragioniamo. In questo senso il nord-est viene diminuito dal fatto che c'è una città globale nel nord. Ma scusate, cioè se la pongo così come domanda, ma chi può rispondere sì? Nessuno può rispondere sì. Cioè il fatto di avere, perché poi una città globale non è che ne hai due, speriamo che ne hai una. Come dicevo, il nostro Signore dice pigliatevene una, che non so nemmeno se c'è. No, è così il ragionamento. Quindi Milano, per carità, tutti speriamo che questo, ma la battaglia tra le città globali è una signor battaglia, tant'è vero che appunto ha perso, quelli non c'avevano nemmeno il posto dove mettere, cioè per dire, quindi è complicatissimo tutto ciò. Però Milano è quella finestra. Tutto il resto del nord può concorrere a quel successo ricavando, diciamo, come filiera, no? Quindi apportando il meglio di sé, scambiando dei beni, delle cose, ma certo che sì, no? E quindi se voi lo pensate in termini di sistema universitario, di sistema logistico e così via, le cose da fare sono 100. Purtroppo, ripeto, poi c'è anche l'aspetto amministrativo che ha un casino, perché poi uno ragiona. Due leghisti non si sono messi d'accordo post referendum. Sì, appunto, insomma, quelle cose qui, l'alta velocità non c'è dappertutto, le cose, insomma, se ancora oggi ho visto il sole, l'Emilia supera la Lombardia, ancora, per carità, se ci sono i numeri, giusto fare, ma che ragionamento è? L'Emilia supera la Lombardia, a parte che non ci credo, ma comunque, voglio vedere, io parto sempre, che quando leggo i giornali non sempre ci credo. No, ma anche, lo sa. Chi ha i maggiori dubbi sulla qualità dei gelati? Quelli che li fabbricano. Quindi, per questo principio. Allora, come dire, ma ammesso che, ma vi pare che nell'economia globale il problema è tra Lombardia e Emilia chi ha fatto lo 0,05 in più? No? In realtà questo sistema andrebbe pensato così. Non so, ci sono molti soggetti, adesso mi è venuto in mente, c'è una banca che è praticamente la Banca del Nord, no? Cioè, quindi diciamo ci sono dei soggetti interessanti che questa discussione non si riesce a istruire, questo è il vero problema. Poi, se riusciamo a istruirla, poi vediamo le soluzioni. Prima di aprire il dibattito, perché penso che sicuramente ci saranno un po' di domande. Allora, c'è una cosa che colpisce, sempre per stare in questo sentimento di rabbia, di insoddisfazione, di insicurezza, no? Tu in un contrappunto, cioè in uno delle analisi e anche il tentativo di dare alcune indicazioni, parli della deprivazione relativa, che mi sembra un tema interessante per capire
quello che sta accadendo. Certo. Allora, io questo libro ho fatto l'errore, ci ho messo troppa roba e quindi devo mettere di meno e spalmarla meglio. Però, per esempio, la questione della deprivazione relativa. Allora, questa poi ognuno legge, l'ho presa dal professor Paolo Legrenzi di Venezia. Veneziano, ma è anche con un radicamento valdagnese. Ma è meraviglioso. Dunque, alle Olimpiadi di Barcellona è stato fatto uno studio, sono stati filmati i premiati del podio. Cioè tutte le cerimonie di premiazione sono state filmate e le immagini sono state sottoposte a degli psicologi. Risultato, quelli che arrivano terzi sono contenti, sono entrati sul podio. Quelli che arrivano secondi sono incazzati neri. E adesso anche qui c'è una piccola cosa, e questo spiega un po' il sentimento di deprivazione relativa, cioè che la sensazione di essere privati di qualche cosa è tutta relativa al termine di paragone. Ma scusate, quando noi delle volte si ragiona, devo curare meno il lavoro, devo tentare di essere più felice, che vuol dire? Che la felicità non è assoluta, è in rapporto alle aspettative. Cioè è come se fosse un'asticella, se uno un'asticella la mette a 3 metri, per carità, fatica a valicarla, la deve, certo se la mette a 30 centimetri non ha senso, però la deve mettere. Ma sti meccanismi sono fondamentali, perché io quando sento dire della percezione, la percezione è una cosa fondamentale, noi ci vestiamo in base alla percezione, facciamo la stragrande maggioranza delle cose in base alla percezione. E c'è un sentimento di deprivazione relativa, cioè noi in questo momento, ma voi pensate solo, cioè un cittadino del Mozambico che ascoltasse la discussione italiana sulla disuguaglianza si mette a ridere, ovviamente, no? Dice, ma che avete perso 8 punti di PIL, ma pensa te! E noi la crisi la definiamo, parola di Calenda, uno tra l'altro concreto, cioè come se fosse stata una guerra. No, per carità, certo che sì, è stato, però, come dire, è tutto dentro un sentimento di deprivazione relativa. Poi il problema è, si vota anche in base alla deprivazione relativa? Sì, quindi è importantissima, per carità. Il voto è fondamentale, determina gli equilibri democratici, quindi la deprivazione relativa come la percezione è un fenomeno importantissimo, non lo sottovaluto. Bisogna però saperlo che in qualche maniera c'è questo, che nel sentimento di disuguaglianza ci sono 2 cose secondo me importanti. Una, oltre agli aspetti hard veri, c'è un sentimento di deprivazione, cioè il fatto che noi sappiamo che non potremo offrire ai nostri figli quello che abbiamo avuto noi, cioè che il processo di mobilità ascensionale e verso il benessere si è fermato. È chiaro che sì, no? Quindi, come dire, tentiamo di metterli in salvo i figli, no? Quelli che li mando all'estero che fanno? Sono quelli che appunto spingono la barca, dico almeno tu salvati, no? Questo è il principio che c'è qua. Chi sta qui comunque sa benissimo che i figli non avranno quella torta che comunque la nostra generazione, diciamo in una buona parte si è anche conquistata e così via. Dopodiché c'è anche il debito pubblico, quindi la nostra generazione se l'è conquistata facendo anche il debito pubblico, perché sennò sembra, dice, ma è chiaro che i nostri figli se potessero rifare il debito che abbiamo fatto noi, probabilmente la situazione sarebbe, e questo è un elemento che si dimentica sempre quando si discute della differenza tra generazioni, che noi abbiamo allargato la torta favorendo il debito pubblico. C'è un pezzo interessantissimo in un libro di Amato Graziosi, come le classi dirigenti hanno risposto al 68, alle istanze del 68, no? Cioè le istanze del 68 hanno portato avanti, certo, una nuova mobilità sociale, ma sono state affrontate dalle classi dirigenti con spesa pubblica. È stata la risposta. C'è una frase meravigliosa, non me la ricordo, di Rumor addirittura, di quel periodo che è esemplificativa, cioè in sostanza a un certo punto le classi dirigenti hanno risposto comprando consenso. Beh, le pensioni le ha create Rumor. Ma certo, tutta una serie di, adesso non me li ricordo, lì li ho scritti, tutta una serie di provvedimenti che nel giro di pochi anni vengono presi proprio per comprare, per comprare. Oggi non si può più, questa è la differenza, no?
Cioè le classi dirigenti sono costrette, infatti arrancano. Paradossalmente chi vuole comprare consenso con la spesa pubblica è 5 Stelle, no? Ma il resto delle classi dirigenti fatica, tant'è vero che appena fanno una campagna elettorale con degli sfrondoni tutti gli dicono ma che state dicendo? Cioè in sostanza è così, no? Se ci pensate, tutta la fase iniziale della campagna elettorale è stato all'ordine del la gente è incazzata, beh noi la compriamo, no? E quindi allora togliamo quello, togliamo quello. Dopo un po' vedete che la cosa è un po' finita, no? Si vede che non va avanti, perché si sa che non è così, che non è così. Quindi le classi dirigenti non sanno rispondere oggi alla crisi di consenso con una manovra di spesa pubblica. Non possono ed è più complicato rispondere. Allora devi fare un lavoro più fine, depotenziare parte di quella deprivazione relativa, no? Cioè, io faccio un esempio, a casa mia, per farmi studiare, mia mamma affittava una camera, no? Oggi, se succedesse una cosa di questo, andate in prima pagina sui giornali, ha affittato una camera, il degrado del paese. Allora era un gesto di coraggio, no? Giusto? Avevamo un bagno, quindi non era, cioè, quindi era un gesto di coraggio. Era un gesto di coraggio che anzi faceva, come dire, capacità, tra virgolette, imprenditoriale. Oggi verrebbe considerato come una retrocessione sociale, no? A Padova si affittano, che dramma è? Quindi voglio dire, questa parte di deprivazione sociale andrebbe un po' sgonfiata, perché in parte, ripeto, è fatta sull'idea di chi pensa che il benessere aumenti sempre e così via. Poi, secondo me, c'è una parte più delicata che è valoriale. Nella sindrome di disuguaglianza c'è un aspetto valoriale, ma non c'è niente da fare. Cioè che noi complessivamente non sappiamo dove cazzo stiamo andando. Scusate, la semplifico così, insomma, no? Abbiamo un senso dei nostri, cioè come dire, una cura dei nostri riti, ma non sappiamo dove vanno i nostri riti, no? Non sappiamo. Questa cosa in qualche maniera conta anche sul sentimento di disuguaglianza. Dice ma che c'entra la tabella, l'indice di Gini? No, vabbè, ma siccome la gente non è fatta a tabelle, questa crisi valoriale è un elemento non di poco conto, è una crisi in cui noi mettiamo in discussione tutti i valori, persino quelli di essere occidentali. Avete sentito quando io scherzo sul fatto che quando si dice che c'è il problema del terrorismo e compagnia bella, alla fin fine sembra che l'Occidente, tutti dicono ma c'è l'intelligence, cioè come se i problemi dell'Occidente li devono risolvere i servizi segreti, i problemi dell'Occidente li devono risolvere gli occidentali, no? Nel senso che l'Occidente è stata una eccezionale capacità di rispondere ai problemi con delle soluzioni. Oggi noi abbiamo i problemi, difettiamo di soluzioni. Per carità, non dappertutto, perché l'età media degli italiani è la più alta del mondo, un motivo ci sarà pure, no? Ci sarà pure o no? Io infatti scherzando a quelli che dicono no, l'Occidente è finito, dico vabbè, ridammi le medicine, così sei onesto, così sei onesto, no? Cioè l'Occidente, è chiaro, si trova rispetto a nuovi problemi, fatica a trovare nuove soluzioni, anche perché i problemi spesso sono l'impasto di contraddizioni e di errori, mettete la questione ambientale, l'impasto di contraddizioni e di errori, no? E allora, come dire, mancano le soluzioni. Però mancano le soluzioni, questo genera un rebound, un riflesso, per cui uno dubita della stessa democrazia. Perché? Perché non c'è un sistema di valori che sorregga tutto questo. Questo aumenta la sindrome di disuguaglianza, poi uno la traduce in sindrome di disuguaglianza. Quindi è un meccanismo che gli economisti come fanno, poveri, ad affrontare questo tema qui? Perché c'è tutto questo misto, perché noi siamo carne, ossa, siamo pensieri, valori, figli, le statistiche, le cose. Ecco, e quindi l'elemento dei valori è un elemento pesante, insomma, no? Quando uno dice, io infatti stavo venuto qua, ammirato del fatto che hanno insistito 5 volte per fare un dibattito la sera, uno dice, Madonna, ma come non posso non andare, a fronte del fatto che evidentemente c'è ancora un sistema di valori che tiene da questo punto di vista. Ecco, però noi abbiamo la sensazione oggi di un disfacimento di valori. Allora, lungi da me sapere come si ricostruisce, dico solo da osservatore che questo concorre a creare un sentimento negativo, un sentimento di
negativo, insomma, come dire, di sfiducia verso il futuro e così via. E questo poi si traduce che uno dice, vabbè, non mi bastano i soldi per, no? Perché poi si traduce spesso in economico quello che è un sentimento più profondo, che è difficile da affrontare sicuramente, e che spesso, per esempio, un'altra questione tipica è la questione della politica, no? Che è il capro espiatorio. Io non ho grande stima, tra l'altro mi hanno messo nel collegio Cerno, quindi non ho grande stima della politica, però anche questo meccanismo in cui la politica diventa il capro espiatorio delle contraddizioni è anche troppo facile, no? È anche troppo facile, insomma, no? La politica deve fare poche cose fatte bene, purtroppo non le fa. Vabbè, ma la democrazia è anche questo. La democrazia è un sistema imperfetto, no? E per il famoso principio, se ce ne date uno migliore, lo prendiamo, ma uno migliore è un sistema imperfetto, e quindi ci sono anche delle fasi in cui la politica non sa dove andare, insomma, no? Proviamo a raccogliere qualche sollecitazione dal pubblico. Chi parte? Le lepri sono... E vorrei farti una domanda politica, visto che siamo in periodo politico. No, è bello il concetto di disuguaglianza come concetto contendibile e non contendibile, no? Quando non era contendibile era appannaggio della sinistra, che l'ha risolto con le politiche di welfare. Con la spesa pubblica. Sì, però insomma, la solidarietà sociale. Adesso che non è contendibile, non ha nessun padre e quindi non riesce a esprimersi. Quindi il welfare di una volta con cosa può essere sostituito? Primo quesito, secondo te. Il secondo invece, qua un'idea ce l'ho anche e vorrei insomma condividerla un attimo con te e con tutti. La disuguaglianza è un concetto fluido e le politiche di welfare che l'hanno ridotto. La polarizzazione, che potrebbe sostituire il concetto di disuguaglianza e lo sta sostituendo, è un concetto più cristallizzato, la polarizzazione. La polarizzazione tra ricchi e poveri, tra lenti e veloci, tra chi ha studiato e chi non ha studiato, tra chi è centrale e chi è periferico, no? Ecco, allora, io così, l'idea che mi sono fatto è che se per intervenire sulla disuguaglianza, che è un concetto fluido, erano giuste le politiche di solidarietà, per la polarizzazione servono le politiche di mobilità. Come farle? Quando sarò un politico le farò, no? Però penso che questa possa essere un'azione in generale per evitare che la polarizzazione diventi insostenibile e faccia un gran casino che sarebbe anche condivisibile concettualmente. Ecco. Beh, io dico, Paolo, che se vogliamo estendere il tuo ragionamento e dire che il compito della politica è quello di mitigare la polarizzazione, sottolineo mitigare, penso che potrebbe essere una definizione corretta della politica nei tempi futuri, nel senso che è chiaro che le tendenze spontanee portano alla polarizzazione e quindi in qualche maniera la politica dovrebbe riuscire a mitigarle, cioè deve avere due mani. Con una evidentemente non può fermare i mobili, no? Non può fermare i mobili. Con l'altra deve guardarsi e deve vedere in sostanza che non può lasciare che, appunto, che ad esempio che in Italia ci siano le adozioni a distanza, ma i bambini poveri, no? Ecco, allora se volessimo proprio trovare una formula così serale, potremmo dire che la politica dovrebbe nel futuro mitigare la polarizzazione spontanea. Una polarizzazione, dice, ma perché la polarizzazione è spontanea? Perché, non lo so, diciamo, nell'economia lo capisco, perché è il meccanismo concorrenziale che a un certo momento porta a una selezione darwiniana, no? E quindi crea questa... Sul piano sociale, beh, certo, aver sprecato risorse... Ma scusate, ma voi immaginate solo se allora, mettiamo così, facciamo un esempio col debito pubblico. Se noi non avessimo fatto tutto quel debito pubblico che è stato distribuito, sia chiaro, insomma,
Se pensate che il debito pubblico l'ha messo Pomicino in Svizzera, non ci siamo. Allora, il debito pubblico è stato in qualche maniera spalmato. Noi probabilmente avremmo avuto meccanismi diciamo livelli di benessere più bassi, giusto, no? Ma immaginate se noi oggi senza debito pubblico dicessimo vogliamo mitigare con il welfare le disuguaglianze, avremmo i soldi del debito pubblico. Quindi in qualche maniera se ci siamo ficcati dentro meccanismi di polarizzazione e non abbiamo gli strumenti per mitigarli, è anche perché quando era possibile mi ha sprecato. Se no, è questa la verità che è difficile cosa. Io con i miei colleghi Stella e Rizzo, la cosa che dovevano dire è anche questa, che se no sembra che la casta si è distribuita il debito pubblico e se l'è messo in Svizzera, come si dice. No, in realtà, come dire, la crescita dell'Italia in parte è stata drogata dal debito. Allora, questa palla al piede non ci permette oggi di avere quel giusto cuscinetto di spesa pubblica, perché non è che la spesa pubblica è il diavolo, no, per noi è il diavolo purtroppo perché partiamo da quel debito. Oggi noi avremmo, no, quel cuscinetto che permette, allora la politica di oggi a debito mondato potrebbe usare le risorse per fare cuscinetto di welfare, tant'è vero, scusami Paolo, ma i paesi che non ce l'hanno fanno questa roba qui, poi dosano, no? Freno e acceleratore. Poi ci sono anche differenti orientamenti politici, no? Quindi è giusto, nel gioco democratico ci sono delle maggioranze che sostengono che vanno più mitigate, altre meno, ma insomma, diciamo, nel gioco politico europeo, poi non avendo il debito, uno giostra le risorse, dice che ne so, adesso io ho questa emergenza qua e favorisco in questo modo, no? C'è tutta la grande discussione se in realtà Blair sia stata una rottura rispetto alla Thatcher o una variante della Thatcher, no? E beh, insomma, è un po' questo, nel senso che in un certo momento c'è stata una grossa rottura nel modo di conduzione della politica e della società inglese. Quelli che sono venuti dopo hanno lavorato per mitigare alcune perché poi l'accusa che si dice a Blair è che non ha innovato, ha temperato le politiche thatcheriane. Beh, adesso non è questa la sede per dare un giudizio storico e non sono in grado, però fa parte del gioco che dici tu, no? Cioè avevano le risorse per mitigare, la Thatcher aveva dato la botta con il mitigare. In teoria anche noi potremmo fare così, no? E ci potremmo dividere da chi vuole mitigare tanto e chi vuole mitigare poco. Il problema è che abbiamo il debito. Dobbiamo ricordare che il debito però si è spalmato, per cui la nostra generazione è la generazione che ha fatto tante cose importanti, però in qualche maniera ha usufruito di più benzina di quella che entrava nel serbatoio. Ultima domanda? Anche non strutturata, una chiacchierata, non è che... Grazie. Parlavamo prima di mobilità sociale, no? E nel libro una delle parti che mi è piaciuta di più è proprio quella che dice che l'ascensore sociale in Italia è rotto. E io credo che questa sia una delle principali preoccupazioni che ha un giovane medio, più ancora del problema del debito, delle pensioni, eccetera. Perché se l'ascensore sociale è rotto, noi giovani, diciamo, abbiamo le gambe tagliate, tanti giovani. E qui nel libro si diceva un bel passaggio che sostanzialmente la nuova mobilità sociale non si baserà più sulla cooptazione dall'alto, ma sullo spirito di intraprendenza. E la domanda è, i giovani pensa che possano avere, anzi pensate che possano avere questo spirito di intraprendenza che poi ci distingue anche un po' dai robot e dal nuovo lavoro che verrà occupato da questo tipo invece di macchine, oppure siamo destinati veramente, cioè l'ascensore sociale rimarrà rotto? Grazie.
No, dunque noi non abbiamo avuto poi... Facciamo e poi ti lasciamo... No, però quella dei giovani, aspetta, quella dei giovani separiamola, che quel signore lì mi sembra un po' più maturo. Dico, il libro poi in sostanza dice una cosa, che la disuguaglianza italiana, lo zoccolo della disuguaglianza italiana è la questione generazionale, cioè poi tanti infiorettamenti, poi la sostanza è questa qua. Cioè la caratteristica principale, perché noi come paesi mediterranei abbiamo una partecipazione dei giovani al mercato del lavoro come gli altri paesi mediterranei bassissima, talché Pietro Ichino usò il termine apartheid, fortissimo, no? Fortissimo come termine, però è interessante, diciamo, dal punto di vista del ragionamento che ci porta. Quindi questo è il nostro problema della disuguaglianza, questa spaccatura per cui alla fin fine non riescono a entrare i giovani sul mercato del lavoro, con tutte le conseguenze che, diciamo, tutti i padri e le madri che sono qua non devono essere spiegati, evidentemente, no? Una conseguenza in più è il fatto che, onestamente, adesso non voglio essere... Una volta un sociologo, Sennett, a proposito del non ingresso nel mercato del lavoro e della precarizzazione, usò un bellissimo termine, dice: attenzione che induce corrosione del carattere. È un macigno questa cosa, perché in sostanza, e se ci pensate è così, se ognuno di noi pensa alle proprie esperienze, uno dice: ma dopo che tu negli anni fondamentali hai fatto attesa per tanti anni e così via, il tuo carattere è rimasto leonino, è evidente che è difficile, no? È difficile che i nostri ragazzi in qualche maniera non paghino sul piano caratteriale le difficoltà, prendiamoli tutti insieme, nel senso come aggregato generale, è evidente. Capite che è una considerazione negativa, che non è temperata per esempio dal fatto che i ragazzi nativi digitali hanno come elemento, come leva di concorrenza l'abilità digitale, che pure qualcosa conta, no? Cioè io penso che molti di noi quando ci danno un nuovo device e cose, in genere dice sempre: vabbè, domando a mio figlio, no? Come si fa? Il che vuol dire che anche i più smart di noi non riescono a recuperare del tutto questa. Questa è una leva che permette di superare i due principali problemi che abbiamo detto: il non ingresso sul mercato del lavoro e anche l'annesso e connesso della correzione del carattere. Lo dobbiamo sperare tutti, e io penso che la parte finale diciamo, la parte dei nostri anni, per quelli che hanno capelli grigi, forse deve essere spesa proprio in questa cosa qui. Forse spesa quando tutti andremo in pensione, secondo me ci potremo dedicare a questa roba qui, che è come a mitigare il portato psicologico negativo di vite lavorative interrotte e del rinvio delle decisioni di vita, insomma, no? Adesso io ho una cugina che ha fatto il figlio a 42 anni, perché prima, pur avendo un regolare menage e cose, perché prima non lo poteva fare, perché da architetto e cose aveva sempre contratti precari, a un certo punto ha deciso... qui dobbiamo fare, se no, e cioè, voglio dire, purtroppo queste sono storie così. Allora uno dice: sul carattere queste cose contano, e certo che contano, come possiamo pensare che non contino, no? Quindi oltre ai percorsi economici in cui io spero che la leva delle conoscenze digitali annulli e mitighi questi percorsi così frammentati con i loro riflessi, c'è questo elemento da fare, e forse per i padri c'è un compito da esercitare anche dopo, perché insomma è un problema, giustamente, no? Una nota di ottimismo così. Allora, il secolo scorso è stato il secolo dell'eguaglianza. Cioè il tema dominante nella cultura, e non solo della sinistra, ma
dell'insieme, soprattutto delle democrazie occidentali, è stato il tema dell'eguaglianza. Voglio ricordare che il welfare non è stato inventato dalla sinistra. Il primo è stato un certo Bismarck, poi è stato un inglese e così via. Lo dico perché questo ci rende estremamente impreparati, in grandissima difficoltà tutti, a leggere le differenze e le diseguaglianze. Questo è, permettetemi, visto l'età, io ricordo un articolo di Giorgio Amendola su Rinascita, qui a qualcuno non vuol dire niente, a noi a quel tempo, che poneva il problema che nel 1979 erano arrivati dei lavoratori polacchi in Sardegna a fare dei lavori che non erano previsti dai sistemi di eguaglianza che avevamo in testa noi, a proposito di immigrazione e così via. Ed era così per tutti, non solo per la sinistra. Il tema dell'eguaglianza è stato il grande tema del Novecento, soprattutto nella seconda metà. Adesso siamo tutti... allora, attenzione, e qui si spiegano tutte le difficoltà che poni anche tu, no, anche semplicemente di affrontarli questi temi. Nel secolo scorso ci siamo abituati a metterli da una parte, non esistevano. Ho fatto il sindacalista, le varie forme, tu le chiami, le cooperative le abbiamo inventate noi. No, certi lavori si mettevano fuori ed eravamo contenti quando arrivava la cooperativa che ci risolveva i problemi che altrimenti non eravamo in grado di risolvere, né noi né il padrone. Si taceva, si metteva da una parte e così via. E quindi siamo tutti messi male. Però, Dario, siamo messi male anche perché non abbiamo, e qui mi ricollego col discorso che ha fatto qui il ragazzo, specie in Italia, non è che l'ascensore non funziona o sia rotto, non lo vogliamo far funzionare, è un po' diverso. Cioè il tema delle differenze è importante in basso ma anche in alto. No, cioè, cerco di spiegarmi, se noi teniamo bloccato l'ascensore come abbiamo fatto per tanti decenni con le politiche di eguaglianza, attenzione, non riusciamo a leggere quelli che sono fuori, quelli che sono sotto, eccetera, eccetera, ma ci scappano anche quelli che vanno da un'altra parte. E quindi non riusciamo a tenere insieme la società. Sono due pezzi di società che vanno ognuno per i fatti loro, no? E non siamo in grado di governare niente. Se vuoi, e concludo, ecco, da questo punto di vista le culture cittadine, no, evidentemente si sono liberate prima di certe remore o di certe culture antiche, vecchie, e lì di fatti le cose anche funzionano meglio, per chi sta in basso ma anche per chi sta in alto. Chi sta in alto, quelle possibilità di carriera che chiamava lui, l'ascensore sociale a Milano funziona molto di più che dalle nostre parti, per esempio. E per acchiappare la questione, io penso, è evidente che c'è un groviglio di contraddizioni che adesso in questo caso chiamiamo disuguaglianza. Per affrontare questo groviglio di contraddizioni, che cosa abbiamo noi? E secondo me la leva mi ha colpito che l'altro giorno l'ho sentita, se la ritrovo è fantastica, perché l'ha detta Calenda, che mi sorprende perché Calenda ha una cultura più manageriale, però ha detto, non lo ritrovo, però ha detto noi dobbiamo spiegare, dobbiamo prepararci a spiegare il valore della complessità, era così grosso modo, che detto da uno di cultura prettamente manageriale mi ha colpito molto, perché secondo me è questo il nodo, nel senso che non ci sono risposte semplici, no? Le contraddizioni e l'interazione tra le contraddizioni. Io adesso ce ne sono tante, vi aggiungo, quando arriveranno le seconde generazioni degli immigrati, mi raccomando, no? Quindi ci sono tutta una serie di contraddizioni in cui la gestione di queste presuppone che uno ha presente le leggi dell'economia, cioè il debito, l'integrazione dei mercati, l'integrazione europea, cioè quindi come ti devi muovere, no? Quindi ha presente questo. Ha presente gli elementi sociali,
che siamo un paese che ha sempre fatto della coesione delle comunità l'elemento vivificante, e laddove comunità e coesione non c'è, abbiamo visto la criminalità organizzata. Se voi nord-sud lo si può, se volete semplificare, molto molto così, no? Purtroppo dove c'è meno comunità c'è risposta di criminalità organizzata. Questi elementi qua. Ci sono gli elementi valoriali e culturali a fronte di una cosa diversa, in cui ci portano delle persone che sono di altre religioni, di altre cose. Quindi l'insieme è molto diverso dal Novecento, in cui la lavorazione della disuguaglianza era molto semplice, no Gigi? Tutto sommato, come dire, era molto semplice, che era dentro capitale lavoro, dentro un perimetro chiaro che era la fabbrica, poi si usciva fuori per fare i cortei, c'era la capacità di quella roba lì di influenzare molto la politica e attraverso il braccio politico prendere decisioni per mitigare la disuguaglianza. Era tutto sommato un gioco divertente, evidentemente ci siamo divertiti, però, come dire, semplice rispetto ad oggi. Oggi bisogna recuperare complessità e una ricchezza culturale E come facciamo? E questo dico che noi, se vogliamo sintetizzare, non ci dobbiamo dimettere. Cioè, tutto sommato, io lo dico alla nostra generazione, no? Che è, come dire, una generazione che arriva, come dire, guarda intorno e non gli piace cosa sta succedendo, no? Secondo me, però, questa generazione magari non ha tutta la complessità necessaria, però è stata abituata a fare i conti con fenomeni, diciamo, più articolati, no? Ecco, tutto questo sapere non deve togliere spazio al ricambio, giustamente, che dice Gigi, però nella società è una forza. Se, come dire, cioè dovremmo fare un doppio lavoro, lasciare spazio al mercato del lavoro, ai giovani, per fare la mobilità sangue fresco, e nello stesso tempo noi non dimetterci dal carico di governance della società, il che non vuol dire le poltrone nelle fondazioni, no? Però, come dire, nelle ronde, no? Però un qualcosa che è la... Perché se proprio devo dire la nostra generazione, se devo dire un aggettivo, è una generazione responsabile. Ecco, questo forse è l'aggettivo più importante, è responsabile. E cioè ha ottenuto anche delle cose, però sempre con responsabilità. E questa responsabilità è utile per gestire questo insieme di problemi che noi ci troveremo con una generazione di nostri figli che affronta delle cose più complicate che abbiamo già delineato. Questo, secondo me... Scusi? Perché non duri per molti anni? Perché altrimenti si trovano... Ma noi dureremo, però, quindi... Lo sa, scherzo, perché mia mamma ha 89 anni. L'altro giorno mi ha detto: sai, Dario, e ormai non si vive più senza Google. No? E quindi mi ha posto il problema che voleva avere Google perché vuole andare a vedere le cose, e infatti abbiamo... appunto mio figlio le ha insegnato, abbiamo comprato un tablet e così via. Quindi diciamo, però tutta questa roba qui, questa nostra capacità, saggezza, responsabilità, secondo me alla fine è una risorsa che dobbiamo spendere per tenere insieme un po' le fondamenta del paese e per poi favorire il ricambio, no? Perché Gigi ha ragione, insomma, cioè poi la vita è movimento, no? Noi il movimento lo abbiamo coartato in parte? Probabilmente sì, è chiaro che il nostro sistema non è un sistema americano orientato al ricambio, è sempre un po' orientato alla continuità, alla conservazione. Discutevamo se Guzzetti, ancora se Guzzetti se ne va, cioè De Poli lì, quindi adesso per buttarla un po' così a ridere, insomma. Però penso che, siccome serve complessità, anche se voi pensate, poi smetto davvero, la nostra generazione per esempio ha una cultura umanistica profonda, giusto? Ecco, io penso che dopo il periodo in cui si è detto che la cultura umanistica non serviva a niente, ma non è poi così vero, perché per gestire le contraddizioni la cultura umanistica non risolve tutto,
come ho detto la cultura economica è importante e così via, poi ci vogliono le lingue che le nostre generazioni insomma ha preso e non ha preso, però la cultura umanistica rispetto alla gestione di queste complessità non è fuori gioco, no? Insomma sono elementi. Ognuno fa la pasta, fa il pranzo con gli ingredienti che ha, insomma, no? Una comunità, diciamo, fa valere i punti di forza che ha. I punti di debolezza li abbiamo visti, i punti di forza sono appunto un grado di responsabilità diffuso delle generazioni che si avviano al pensionamento o sono già pensionate e una dose di cultura umanistica che queste generazioni hanno maturato. Questa può essere messa al servizio di mitigare la polarizzazione e le disuguaglianze, anche laddove la politica non riesca, come è probabile, non stiamo davanti a un ciclo politico particolarmente incoraggiante, mi sembra, se non altro per la stabilità, non dico per il singolo coso, quindi diciamo la forza della società può essere un correttivo. Bene. Allora, grazie Dario, intanto perché noi siamo venuti qua questa sera, in questa serata piovosa, siamo rimasti fino alle 10:43, quindi sicuramente c'è un pezzo di speranza importante. Però grazie a te perché sei venuto da Milano apposta proprio per questa presentazione. Io vi invito ancora a acquistare e a leggere fino all'ultima riga, per così dire, il libro di Dario Di Vico, anche perché questo è un libro, di solito un libro tiene dentro uno o due concetti, in effetti qua dentro c'è tanta roba, c'è tanta roba, quindi leggetelo, comperatelo, leggetelo e sicuramente andrete ad approfondire ulteriormente quello che ci siamo detti oggi pomeriggio, stasera. Grazie ancora. Grazie.